Avete già visto un film di Indiana Jones? Da quello che abbiamo saputo, abbiamo letto su questo nuraghe che stiamo per visitare, potremmo vivere un'avventura e immedesimarci in questo personaggio. In effetti noi ci troviamo al cospetto del nuraghe Voes di Nule, in provincia di Nuoro. Noi siamo pronti per visitarlo, ma prima vi ricordiamo di iscrivervi alle nostre pagine Facebook, Instagram e YouTube, mettere i like, guardare i nostri video per fare in modo tale che appunto queste meraviglie vengano divulgate il più possibile. Quindi andiamo? No. No, lo facciamo dopo la sigla! Giacciono dolcemente le onde di un caldo rifugio. Sul confine di sopravvivenza ho sussurrato parole perdute. Ogni bisbiglio crea l'immagine dei miei pensieri sospinti dal maestrale. Vedo la luce di una fiamma bruciare dentro il mare e le nuvole giocano in cerchio. Vediamo di accedere al nuraghe. Qui sembra che abbiamo la struttura centrale, eventualmente con una camera, forse la camera principale, e questo è tipo un cortiletto con una e due aperture che sembrano, diciamo, sono comunque delle aperture non scavate, non si riesce bene a capire. E forse qui abbiamo invece una possibilità di ingresso. Vediamo se è possibile entrare. Con la massima cautela. Sembra che ci troviamo nella camera centrale. È sempre un'emozione incredibile, ma veramente incredibile. Possiamo ammirare la Tholos chiusa, quindi perfettamente chiusa. Poi se ci abbassiamo possiamo vedere una prima nicchia. Se ci spostiamo sulla sinistra
una seconda e poi sulla destra troviamo una terza. Diciamo una configurazione fra virgolette classica, se ci potete passare il termine. Lasciandoci alle spalle la camera principale, vediamo l'ingresso che abbiamo appena utilizzato con l'architrave immenso, anche in questo caso, e la finestrella di scarico là sopra. Sulla nostra sinistra vediamo una sorta di nicchia sostanzialmente. Mentre invece qui sulla sinistra potremmo avere, diciamo, l'accesso alla parte superiore. Dico sempre potremmo avere perché noi di norma non visitiamo i siti prima e quindi lo facciamo veramente in diretta con voi. Proviamo ad andare. Vediamo un attimino. Le possibilità, le speranze sono un po' poche, visto che non c'è una luce, diciamo, che filtra e che ci possa far sperare in un'apertura verso l'esterno. Procediamo molto, ma molto cautamente e c'è magia. Si comincia a vedere una luce, qualcosa. Qua dentro è strapieno di grilli. Guardiamo 1000 volte dove mettiamo i piedi prima di procedere. E siamo arrivati alla sommità del nuraghe. È una bella sensazione quella di rirespirare nuovamente aria pulita. Che panorama! Questa potrebbe essere, diciamo, la cima dell'Atolos, però non mi sembra particolarmente invitante calpestare, diciamo, questa parte, ma è soltanto una sensazione, per carità, per cui lasciamo perdere. Proviamo a camminare qua sopra. Seguiamo questo sentiero, insomma, frutto del calpestio di altri visitatori. E lo spettacolo è fantastico, anche questi alberi cresciuti in cima. Una bella emozione. Noi vi facciamo vedere queste cose e vi possiamo garantire che dallo schermo si riesce a percepire solo il 5% di ciò che in realtà si percepisce visitandoli direttamente questi luoghi.
Circumnavigando il nuraghe ci avventuriamo su questa parte, more permettendo. E qui sulla mia destra vediamo forse una delle torri esterne del nuraghe, che potrebbe forse avere qualche collegamento da qualche altra parte. Qui abbiamo un altro corridoio con una nicchia qui sulla destra che potrebbe anche presentare allora questa sembra una sorta di scala che diciamo è cieca e che appunto prosegue verso il basso, quindi questa potrebbe essere una scala secondaria oppure una scala diciamo gemella che appunto portava verso la parte superiore. Proviamo ad uscire e a procedere in questo corridoio. Mamma mia. Dunque, da questa parte il corridoio sembra essere chiuso. Adesso parlo di corridoio, ma potrebbe anche trattarsi, diciamo, del camminamento del bastione. E qui troviamo un altro ramo che percorriamo in modo molto cauto, guardando anche per bene dove mettiamo i piedi. Mamma mia, ma dove stiamo andando? Allora, qui sulla sinistra è chiuso. Mentre sulla destra procediamo facendo sempre attenzione a dove mettiamo i piedi. Anche questo è chiuso, veramente incredibile. Un dedalo, un labirinto. Vi possiamo assicurare che in piena estate qui ci saranno, senza scherzare, 8-10 gradi in meno. È molto molto fresco e come abbiamo detto in qualche altro nostro video, soprattutto nelle interviste con i mitici Tazenda e Piero Marras, diciamo che gli antenati nuragici sapevano perfettamente come costruire mantenendo un certo grado di coibentazione. Bene, qui torniamo all'esterno. Stavamo per rientrare alla base, ma
non possiamo assolutamente saltare quest'altra parte del nuraghe con questa sorta di concavità al momento molto misteriosa, per cui cerchiamo di fare il possibile per poter dare un'occhiata. Dunque, si tratta forse di una torre laterale con bene due aperture sotto, una a destra e una a sinistra, chissà dove si collegano. Ci piacerebbe poter scendere utilizzando questa scala, ma perdonateci, non ce la sentiamo più di tanto. Quindi lasciamo a voi questa curiosità, oppure scriveteci nei commenti se avete già visitato questo nuraghe e sapete dove conducono queste due aperture, insomma fatecelo sapere. Che dire, abbiamo veramente vissuto un'avventura. Altre volte ci è capitato, ma questa avventura la mettiamo sicuramente nelle top 5 di quelle che abbiamo vissuto finora. Noi vi invitiamo caldamente a visitare questo sito con tutte le attenzioni del caso. Vi ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, di iscrivervi al nostro canale YouTube, a guardare i video su Facebook, le foto su Instagram e a mettere i like per appunto pubblicizzare ulteriormente quello che stiamo facendo e queste meraviglie. E che dire di più? Alla prossima! Ciao! Ciao!